troviamo nell'isola di Sant'Antioco, la quarta isola più grande dello Stato italiano, con i suoi oltre 109 km² di estensione. Ebbene, questo territorio, caratterizzato da macchia mediterranea, dalla crescita spontanea della palma nana, è anche importante dal punto di vista archeologico. Pensate, l'isola venne abitata già a partire dal Neolitico, oltre 6.000 anni fa, e in età nuragica si costruirono oltre 50 monumenti. La sua storia proseguirà in età fenicia, punica, romana e addirittura medievale. Noi oggi vedremo uno dei monumenti più importanti realizzati in età nuragica, quindi tra il 1600 a.C. e l'VIII secolo a.C. Seguiteci. Il monumento è facilmente raggiungibile, si può parcheggiare a pochi metri di distanza e percorrere un sentiero immerso nella macchia mediterranea che ci permette appunto di arrivare qua dove possiamo ben vedere un monumento ciclopico realizzato attorno al 1600 a.C. dalle genti nuragiche che vivevano nell'isola, sfruttando le sue enormi risorse, terreni fertili, mare, stagni, e probabilmente fu sempre un punto di riferimento per tutte le genti del Sulcis, per il suo porto, il suo golfo importante, insomma, dal quale partivano molte merci che poi raggiungevano altre località del Mediterraneo. Ci troviamo in località Sunio e Sugrobu, che in lingua sarda vuol dire il nido del corvo. Questo perché tutta la roccia di origine vulcanica che vediamo qui attorno è caratterizzata da piccoli anfratti utilizzati probabilmente dai corvi per realizzare i propri nidi. Ebbene, questa tomba venne realizzata con pietra locale, vulcanica, leggermente squadrata, come potete vedere, lavorata, e rientra appunto nella tipologia classica delle tombe dei giganti, con questo semicerchio che serviva appunto per celebrare i rituali funerari, e più all'interno un corridoio dove invece venivano sepolti i defunti. Questo corridoio è lungo all'incirca 10 metri. La sua esposizione vede appunto la facciata, l'ingresso rivolto verso est, mentre invece la parte terminale absidale a ovest verso il mare. La tomba venne scavata nel 1977 dagli archeologi, che ritrovarono alcuni frammenti ceramici relativi appunto ad età nuragica e anche uno scheletro accompagnato da un corredo funerario che era composto per lo più da manufatti di pietra che somigliavano a dei corni appunto di bovino. Ci troviamo all'interno del corridoio della tomba dei giganti, che vede delle mura ciclopiche ai miei lati, quello sinistro e quello destro. Il lato destro è sicuramente quello meglio conservato, dove possiamo vedere dei filari sovrapposti di roccia vulcanica che tendono a chiudersi verso l'alto. Probabilmente in origine questi formavano una sorta di ogiva o di arco a sesto acuto, quindi la tomba ovviamente era coperta. E sul pavimento avremo visto i corpi dei defunti, decine, a volte centinaia, accompagnati dal corredo funerario. E questa grande pietra che indica l'ingresso della tomba viene chiamata architrave. Era l'accesso alla tomba, ma anche, se vogliamo, una porta simbolica verso il mondo dell'aldilà.